Una morte purtroppo annunciata, l'ennesimo incidente mortale che avviene tra i lavoratori degli appalti in un periodo particolare, la fermata per manutenzione con tempi sempre più ristretti. Ancora un morto sul lavoro al petrolchimico di Marghera. 9:30 di stamane un operaio di 44 anni, rumeno, residente nel Veneziano, con moglie e padre di 2 bimbi, sta facendo la manutenzione ad un macchinario della Polimeri Europa all'interno del petrolchimico. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato colpito da una flangia metallica, ovvero un grande pezzo di metallo, e ne è stato schiacciato. Immediati i soccorsi dei colleghi di lavoro, che nulla però hanno potuto fare per salvare l'operaio. L'arrivo dello Spisal, i medici dell'emergenza e del magistrato hanno solo potuto constatarne il decesso. Lavorava per la ditta Belmonti in subappalto alla Marcato e ancora in subappalto alla Polimeri Europa. Sul piede di guerra i sindacati che accusano le ditte di costringere i lavoratori ad operare in condizioni sempre più disagiate. Con tempi della prestazione e modalità del lavoro sempre più precari, al di fuori di qualsiasi limite contrattuali, e con ormai una catena di controllo assolutamente fuori controllo, appunto. La logica dei subappalti sta abbassando troppo, come in questo caso, gli standard di sicurezza fino ad arrivare a provocare incidenti mortali. Questo di oggi è il terzo morto sul lavoro in una sola settimana. Pochi giorni fa un operaio è deceduto alla Pansac di Mira mentre faceva manutenzioni agli impianti. Altro morto, un imbianchino a Ceggia, intento a dipingere uno stabile, una disattenzione o un malore, ed è caduto dall'alto di un tetto.